di studenti di Mestre si ribalta a Montebelluna lungo la Feltrina, 17 ragazzi feriti lievemente, sul posto vigili del fuoco e 6 ambulanze del SUEM, traffico in tilt. Il forte vento spezza un albero che trancia i cavi dell'alta tensione innescando un incendio gigantesco che coinvolge il bosco di San Lucano a Cenceniga Gordino. In arrivo vigili del fuoco anche dalla Marca. La morte di Gilberto Benetton, oggi la camera ardente all'obitorio, tra le prime ad arrivare il nipote Alessandro, venerdì giorno dei funerali sarà lutto nei negozi e nelle aziende, diretta di Antenna 3 dalle 10:45. Caso di meningite da pneumococco a Treviso, ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello un 46enne. Riforma delle banche di credito cooperativo, il presidente dell'associazione Articolo 2 nata per difendere le peculiarità di questi istituti di credito spiega come il modello previsto rischi di allontanare le banche dai territori. Terraglio Est, un'associazione di cittadini, ha commissionato un'analisi del traffico per verificare se l'ultimo tratto ancora da costruire sia davvero necessario e la risposta secondo i cittadini è no. Vendemmia solidale lungo il Piave per dei ragazzi affetti da sindrome di Down, con le loro bottiglie sono protagonisti da qualche anno al Vinitaly. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso, dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'incidente avvenuto nel pomeriggio a Montebelluna, un pullman a 2 piani con a bordo 57 studenti di Mestre è uscito di strada e si è ribaltato. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, diverse ambulanze del SUEM e la polizia stradale. Feriti in maniera lieve 17 ragazzi. Sono stati attimi di paura, il pullman a 2 piani ad un tratto è uscito di strada e si è rovesciato su un lato. All'interno c'erano 57 studenti tra i 13 e i 16 anni, oltre all'autista e alcuni accompagnatori. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. La maggior parte degli studenti e degli accompagnatori sono appartenenti ad un istituto di Mestre. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e l'elicottero del SUEM. Sotto shock i ragazzi rimasti intrappolati in un primo momento all'interno del mezzo, poi sono stati i vigili del fuoco ad aiutarli ad uscire uno a uno e a tranquillizzarli. Alcuni sono stati portati con un pullman nella caserma dei pompieri che si trova a poca distanza dal luogo dell'incidente, mentre 15 studenti sono stati raggiunti dagli uomini del SUEM per essere medicati. Con loro anche un'insegnante rimasta leggermente ferita. Per loro fortunatamente solo escoriazioni e contusioni. Ferito e trasportato all'ospedale invece l'autista del pullman. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I ragazzi rimasti leggermente feriti sono stati comunque portati negli ospedali di Montebelluna, Castelfranco e Treviso per essere medicati. Per precauzione una studentessa che ha riportato un trauma dorsale è stata trasportata in elicottero all'ospedale Treviso Cafoncello. Non si conosce ancora la causa dell'incidente, potrebbe essere stato un malore dell'autista o un guasto del mezzo. La Feltrina è rimasta paralizzata per diverso tempo per permettere le operazioni di soccorso. La morte di Gilberto Benetton, oggi la camera ardente all'obitorio, venerdì giorno dei funerali sarà lutto nei negozi e nelle aziende del gruppo. La camera ardente in obitorio, riservata ai familiari, agli amici più cari e a chi gli è stato vicino nella malattia. Il lutto di aziende e negozi venerdì nel giorno dei funerali, il silenzio al posto dei cori e degli applausi nel suo Palaverde. È un addio doloroso quello di Treviso al signor Gilberto, come lo chiamano nella nota diffusa nel pomeriggio dalla De Longhi Basket. Stasera e domenica in trasferta, lutto sulle maglie, lo stesso al Palaverde il 4 novembre quando sarà osservato un minuto di silenzio. La società parteciperà compatta ai funerali di venerdì in Duomo. Alla spicciolata solo pochi intimi all'obitorio, porta chiusa, guardie all'esterno. Il nipote Alessandro se ne va senza parlare, racconta chi era Gilberto Benetton la signora Renata da una vita al fianco suo e della moglie Lalla. Una persona così io non l'ho mai, ripeto, conosciuta, educata, umile, avrà fatto i suoi sbagli involontariamente sicuro, perciò tutte le maldicenze, dico la verità, sono proprio, bisogna conoscere la persona. Un ricordo affettuoso, accorato, un dispiacere sincero. 27 anni, addirittura sembrava che fosse timido nei nostri riguardi. Io le ho, per 27 anni ho usato tutte le camicie, tutti i vestiti, tutto quanto, perciò per me è come un parente stretto proprio, perciò soltanto bene posso dire e basta. A celebrare alle 11 venerdì le esequie sarà Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, vicino a Gilberto fino alla fine.
un uomo ricco di sapienza, un vero signore e posso dire anche con una fede profonda. Io credo che deve essere un esempio per i giovani di oggi, un esempio di determinazione, di coraggio, un uomo che aveva il senso del rischio, un uomo onesto che ha vissuto sempre con un'etica e con il rispetto delle persone e delle istituzioni. Non possiamo dimenticare che la Ghirada è l'oratorio dei nostri tempi e lui lo ha fatto perché amava e voleva che i giovani crescessero nella capacità di giocare in squadra e di vincere le grandi sfide della vita che sono quelle più importanti delle vittorie sportive. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso, andiamo nel Bellunese con un vasto incendio che sta interessando Lagordino, provocato da un albero caduto sui cavi dell'alta tensione, fiamme alimentate dal forte vento di Föhn, rischio evacuazione a alcune abitazioni, 2 ragazzi sono bloccati dalle fiamme, ha fatto sapere il soccorso alpino, si trovano a circa 1650 metri di quota nel canale della Besausega, in contatto telefonico con i soccorritori sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme. La cronaca di quello che sta accadendo nel prossimo servizio. Le fiamme che sembrano sprigionarsi da un cratere nel profondo della montagna e il fumo che nasconde il sole oscurando la zona sembrano gli effetti di un'eruzione a Sumatra, invece la nostra montagna tra Taibon e Cenchenighe. Il bosco nella valle di San Lucano che brucia dalle 15:30, le fiamme spinte dalle raffiche di vento che soffiano a 100 km all'ora. Sembra sia stato innescato dalla caduta di un tronco sulla linea di media tensione che ha spezzato un cavo, in effetti c'è un cavo a terra. Sarebbero 3 i focolai che, alimentati dal forte vento, stanno diffondendo il fumo visibile lungo tutta la vallata fino ad Agordo. Luxottica ha sospeso la produzione, il sindaco di Taibon ha consigliato alla popolazione di restare in casa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, anche da altre province, ma la zona è secca e brucia rapidamente dopo che l'incendio è scaturito da fondovalle. E quindi non si riesce a intervenire nell'immediatezza, perché finché ci sono queste condizioni non è possibile. Feriti le risultano no, giusto? No, è una zona disabitata. Il problema è che se prosegue così o gira il vento potrebbe interessare zona abitata. Al momento non c'è questo pericolo. L'assessore regionale alla protezione civile Bottacin ha inviato sul posto 2 Canadair, ma proprio le forti raffiche rendono difficoltoso il loro intervento e ora il timore è che le fiamme possano raggiungere i centri abitati a oltre 1,5 km di distanza. Stanotte noi con la protezione civile faremo dei turni di guardiania per tenerlo sott'occhio, insomma. Torniamo a Treviso, la direzione sanitaria dell'ULSS 2 ha fatto sapere in una nota che da questa mattina è ricoverato presso il Cafoncello di Treviso un uomo di 46 anni che è risultato dopo gli esami di laboratorio essere affetto da meningite da pneumococco. La moglie del paziente ha allertato il SUEM stamane dopo aver trovato il marito in stato di incoscienza a letto. Ieri sera l'uomo aveva accusato febbre, mal di testa e mal di orecchi, sospettando un'otite aveva assunto delle gocce contro il dolore e si era coricato. Il 46enne è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Nel giro di qualche ora dopo il ricovero l'unità operativa di microbiologia ha identificato il batterio causa della meningite e si tratta di pneumococco. La meningite da pneumococco, a differenza di altri tipi di meningite, non dà origine a focolai epidemici, per questo motivo non richiede nemmeno interventi di profilassi antibiotica. E adesso parliamo di Pedemontana, perché il governatore Zaia risponde alla richiesta presentata dall'opposizione di aprire un tavolo tecnico. Basta con le leggende metropolitane, se qualcuno ha delle proposte le faccia, dice Zaia, che poi aggiunge i 5 Stelle hanno il ministro, per cui se Toninelli ha delle idee che giuridicamente stanno in piedi, che le tiri fuori. È di qualche giorno fa la richiesta alla Giunta regionale di aprire un tavolo tecnico sulla questione pedemontana, una mozione firmata da Movimento 5 Stelle, PD e Libri Uguali. La risposta del governatore Luca Zaia non si è fatta attendere. I tavoli si fanno nelle commissioni consiliari in regione, se qualcuno ha delle proposte le fa, e soprattutto i 5 Stelle che finalmente si sono dichiarati favorevoli alla pedemontana, adesso hanno anche un ministro alle infrastrutture con il quale noi abbiamo un ottimo rapporto, quindi se il ministro ha delle idee giuridiche che stanno in piedi le dirà
smetterà, ma continuare con le aziende metropolitane decisamente no. Noi siamo per l'interesse pubblico e non a caso abbiamo messo come commissario il vice avvocato generale dello Stato, mantenendo costante il dialogo con ANAC, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. La Pedemontana, ha ribadito il governatore, noi l'abbiamo sbloccata, non è certo una mia invenzione visto che risale agli anni 90. È la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi e 258 milioni di euro, ed è un'infrastruttura che l'abbiamo salvata, l'abbiamo rimessa dritta per quanto possibile, lavorando su contratti vecchi, coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, il dottor Cantone, presidente, l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei Conti, e ho nominato dal 1 gennaio 2017 commissario il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini. Se questo ancora non basta, dice Zaia, ci dicono che cosa dobbiamo fare. Poi l'annuncio, ha iniziato il conto alla rovescia, l'apertura del primo tratto Marostica-Breganze sarà a novembre. Apriamo il primo tratto, sono a decine di chilometri e vi ricordo che la fine lavori prevista per la Pedemontana è dicembre 2020. Riforma delle banche di credito cooperativo. Il presidente dell'associazione Articolo 2, nata per difendere le peculiarità di questi istituti di credito, spiega come il modello previsto dalla riforma rischi di allontanare le banche dai territori, facendo perdere la loro autonomia che le ha caratterizzate per 130 anni. Antonio Fusi è il presidente dell'associazione Articolo 2, costituita nel 2017 da un gruppo di cooperatori con l'obiettivo di non disperdere il patrimonio e preservare i valori storici e fondanti delle banche di credito cooperativo. Associazione dunque nata dopo la riforma 49 del 2016 del passato governo Renzi, che prevede entro la fine di quest'anno la conversione delle banche di credito cooperativo in un'unica banca a respiro nazionale. Una indicazione dello Stato su pressione dell'Unione Europea. Le banche di credito cooperativo rurali italiane debbano obbligatoriamente aderire ad un gruppo bancario che dovrà essere una società per azioni, e in Italia diciamo così, ne nasceranno due. Il gruppo definito romano di Creabanca è un gruppo con cassa centrale con sede a Trento. Si tratta di banche, spiega Antonio Fusi, che per 130 anni hanno sostenuto imprese e famiglie, essendo realtà collegate ai territori e alle comunità. La capacità di chiudere quelle asimmetrie informative, cioè la capacità di avere quelle informazioni che nel credito erano importanti per poter dare sostegno a quegli imprenditori che oltre, diciamo così, che avevano anche oltre ai numeri anche una capacità imprenditoriale che invece un grosso istituto non può tenere conto perché non conosce, non ha le informazioni e si deve basare obbligatoriamente sui dati statistici. A preoccupare chi si oppone alla riforma, sottolinea Fusi, è l'allontanamento che necessariamente questo modello comporterà delle banche dai territori. La governance, o che abbia sede a Trento o che abbia sede a Roma, difficilmente potrà tenere conto delle specificità dei territori. Verrà tutto accentrato, perdita completa di autonomia. È stato rinviato a martedì 20 novembre, sempre in aula Bunker a Mestre, il processo d'appello inizialmente fissato per il 12 novembre a Mihail Savchuk, il ventenne di origine moldava, assassino, reo confesso dell'ex fidanzata e connazionale Irina Bakal, ventenne residente a Conegliano, e del bimbo che la ragazza incinta al 7° mese portava in grembo. Il delitto avvenne la sera del 19 marzo 2017. In primo grado l'imputato, accusato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e di occultamento di cadavere, è stato condannato a 30 anni di reclusione, sentenza emessa il 10 novembre dello scorso anno in tribunale a Treviso dalla giudice, la dottoressa Piera De Stefani. Con la solita tecnica dell'abbraccio era riuscita a rubare un Rolex dal polso di un anziano. Ora è stata identificata e denunciata a piede libero. Si tratta di una giovane rumena di 18 anni. L'abbraccio fatale è la ormai classica tecnica per raggirare e rubare monili in oro e preziosi orologi, soprattutto a danno degli anziani. Ora è stata identificata e denunciata in stato di libertà una rumena 18enne senza fissa dimora. Nonostante la giovane età, la ragazza è conosciuta alle forze dell'ordine. Sulle sue spalle ha infatti numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sarebbe lei l'autrice di un furto con destrezza avvenuto a Treviso nella centralissima via Roma lo scorso 24 settembre. La vittima, un anziano di 74 anni residente
incidente a Silea. Il modus operandi è sempre il medesimo: la ragazza si avvicina all'uomo e, facendo finta di conoscerlo o proponendogli rapporti sessuali, lo abbraccia. È un attimo, la ladra riesce a sfilare il Rolex dal polso e fuggire. Poco lontano da attenderla c'è un complice con la macchina. Quando la vittima riesce a capire cos'è accaduto è ormai troppo tardi. La ladra ed il suo complice hanno fatto perdere le tracce. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Silea, che grazie alla visione delle immagini nonché al fascicolo fotografico ricostruito dagli investigatori sono riusciti a identificare e denunciare la 18enne. Fingeva di effettuare le revisioni a macchine, moto e motorini. Un meccanico trevigiano è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione della pena per falso. A insospettire i clienti la pessima qualità dei documenti che consegnava ai proprietari dei mezzi, convinti di aver fatto eseguire i controlli necessari a superare le revisioni. In realtà le revisioni non venivano eseguite. È bastato che qualcuno di quelli che avevano portato l'auto da lui venisse fermato da una pattuglia di polizia o carabinieri in un controllo stradale per far emergere il trucco. Si trattava di certificati falsi, clienti beffati e quindi in contravvenzione, ma tanto è bastato per arrivare al meccanico e denunciarlo per truffa. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con le notizie da Treviso e provincia per parlare di Terraglio Est, perché l'associazione Salvaguardia Ambiente Treviso Casiera ha commissionato un'analisi del traffico per verificare se l'ultimo tratto, quello ancora da realizzare, sia davvero necessario, e la risposta secondo i cittadini è no. Va fatta una riflessione seria sui costi a fronte dei benefici veri o presunti. Un'analisi seria che finora non è stata fatta. Definisce sorprendente il presidente di Salvaguardia Ambiente Treviso Casier Rasera il fatto che tocchi ai cittadini verificare se un'opera come l'ultimo tratto del Terraglio Est da Dossona a Treviso sia effettivamente conveniente. L'associazione ha commissionato a uno studio di Castelfranco un'analisi del traffico prima e dopo l'apertura del tratto sud, ottobre 2016, maggio 2017. L'attesa invasione del centro di Dosson, quella che dovrebbe motivare il completamento dell'opera, non c'è stata. Globalmente è stato registrato un aumento di flussi di traffico del 7,8%. In realtà sull'SP107 abbiamo avuto un aumento del 10% e su Viale dell'Industria del 30% e una diminuzione dell'1% su l'SP104. Il centro della frazione soffre semmai l'aumento dei TIR che non rispettano un divieto di transito già in vigore. La nostra riflessione è questa: a fronte dei paventati vantaggi della realizzazione del tratto nord, vantaggi che a nostro avviso andranno di fatto esclusivamente a favore della zona industriale di chi ci lavora, gli svantaggi che ne deriveranno, ovvero oltre a smog, oltre a rumore, si andrà veramente a portare dentro un'area che poi peraltro paradossalmente dovrebbe essere evocata alla salute, quella dell'ospedale, una quota di traffico che evidentemente farà saltare il banco. Procedere con l'ultimo tratto che tutti da Casera a Treviso ora vogliono rischia di essere un boomerang, dicono. L'associazione invita lo stesso presidente Zaia a soppesare con attenzione i rischi e a valutare altre soluzioni per migliorare la mobilità della zona. E magari si abbia il coraggio di dire una parte dei soldi che sarebbero destinati al Terraglio Est lo usiamo come contropartita con Autostrade per veramente poter ragionare di un uso diverso della 27. Ed ora una rettifica rispetto al servizio andato in onda ieri sera su Villa Emo di Fanzolo di Vedelago. La banca di credito cooperativo di Vedelago è uscita dal commissariamento nel 2015 ed ora è gestita da un consiglio di amministrazione presieduto dall'avvocato Pietro Pignata. L'errore era facilmente identificabile in quanto il neopresidente di Villa Emo, Giuseppe Romano, nel servizio viene indicato come componente del CDA che in caso di commissariamento non è previsto. Voltiamo pagina, seconda giornata oggi dell'assemblea dell'Anci in corso a Rimini. Ieri nel primo giorno è intervenuto il capo dello Stato Mattarella e il sindaco di Treviso traccia un bilancio più che positivo della prima giornata.
lungomare di Rimini il sindaco di Treviso Mario Conte, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, fa un bilancio della prima giornata dell'assemblea del lancio in corso nella località romagnola, e per i comuni arrivano buone notizie. Che ha confermato la bella notizia per Treviso che i soldi del bando periferie sono confermati, ma sono confermati addirittura già a partire dal 2019. Soldi che saranno erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori e degli step progettuali. Treviso entro il 15 settembre del 2018 aveva presentato tutti i progetti esecutivi, quindi siamo prontissimi per cominciare queste opere che vedranno degli interventi importanti nei quartieri di Santa Maria del Rovere, di Selvana, e per quanto riguarda l'illuminazione pubblica anche per tutti gli altri quartieri e la città. Parliamo adesso di disabilità e idee vincenti. La vendemmia solidale lungo il Piave per dei ragazzi speciali, protagonisti da qualche anno del Vinitaly. Quest'annata come sarà questo Raboso? Il Raboso è bello, buono, anche vendemmiato. Sono i ragazzi speciali del vino. Li abbiamo conosciuti al Vinitaly perché all'interno dello stand della Regione Veneto hanno avuto un gran successo con le loro bottiglie. Marco fa etichetta, imbottigliamento, etichetta mio. C'è tutta l'energia di chi si vuole esprimere con uno dei prodotti della nostra terra sempre più apprezzato al mondo. Vino, ma anche bottiglie personalizzate che nella passata edizione del Vinitaly sono andate letteralmente a ruba. Portate questo Raboso al prossimo Vinitaly? Sicuramente lo porteremo, fa parte proprio del nostro progetto, quello di partire dalla vendemmia dove i ragazzi fanno la raccolta dell'uva e la pigiatura per poi portarlo alla vinificazione. Inoltre hanno ideato queste etichette che disegnano loro personalmente e rendono la bottiglia un pezzo unico. Un prodotto frutto del lavoro, ma anche di un'esperienza di comunità che da anni coinvolge tutti. I ragazzi speciali, le loro famiglie, ma anche chi mette a disposizione vitigni e cantine. Da quanti anni è che fa questa vendemmia, diciamo, solidale? Da 15 anni che facciamo questi ragazzi. Ma chi glielo fa fare? Beh, questo l'ho detto prima, è un insegnamento per me, ma anche per gli amici che vengono qua a trovarci, per tutti quanti, perché ripeto, ci danno moltissimo. Sono loro che danno a noi, non noi che diamo a loro, e credo che questo in qualsiasi azienda, in qualsiasi situazione, donare un po' del nostro tempo a questi ragazzi è una gioia per loro, sicuramente è un momento di crescita anche per loro, ma soprattutto per noi. Certe volte i soldi sono importanti sicuramente per poter mandare avanti le loro strutture, ma è saper donare il tempo che è la cosa più importante per loro, perché li fa crescere e li fa sentire uguali a noi, perché lo sono, forse anche meglio qualche volta. Subito dopo di noi, nuova puntata di 20 e 10, si parlerà di legittima difesa. In studio l'avvocato Fabio Pinelli e in collegamento telefonico il senatore padovano della Lega e relatore del disegno di legge Ostellari. E poi a seguire la prima serata di Antenna 3 con il grande calcio di Qui Studio a Voi Stadio. È tutto con l'edizione di Treviso, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una bella giornata all'insegna del sole, ma vediamo il dettaglio di giovedì 25 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Qualche nube in più al pomeriggio sui settori montuosi, ma senza altre conseguenze. Temperature gradevoli con minime tra 7 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento in più a partire dal pomeriggio, specie sui rilievi, ma il tempo si manterrà generalmente asciutto e stabile. In nottata prime piogge sparse possibili un po' ovunque. Temperature stazionarie con minime tra 8 e 11 gradi.
massime oscillanti invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature molto miti con minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 23 e 25 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.